pomeriggio e bentornati con questo nuovo appuntamento con A voi la linea. Grazie a un'importante opera di pulizia della vegetazione infestante tornano al loro originario splendore le mura storiche veneziane di Gradisca di Sonzo. In sicurezza anche la Roggia dei Mulini. L'intervento è stato eseguito dall'amministrazione comunale. Abbiamo incontrato il vice sindaco nella zona degli Argini che ci racconta come è stato svolto l'intervento. Eccoci, siamo sull'argine della Roggia dei Mulini, un corso che poi si getta nell'Isonzo alle nostre spalle, ma siamo qua per parlare della struttura che vediamo alla nostra sinistra, che sono le vecchie mura di Gradisca di Isonzo, con il vice sindaco. Vediamo quali sono state le opere recenti di messa in sicurezza di questa struttura storica del nostro Friuli e quali sono i progetti ulteriori per la valorizzazione dell'area. Buongiorno. Grazie a voi per essere qui oggi. Per noi è un piacere accogliervi sul nostro territorio. Le mura qui alle mie spalle sono un elemento storico-culturale fondamentale per il nostro territorio. Riteniamo che siano anche un elemento di forte identità della nostra cittadina. Per questo, come amministrazione del Comune di Gradisca, noi in questi anni abbiamo avviato un'importante attività di pianificazione e di interventi volti diciamo, a recuperare questo bene così essenziale per noi, ma anche per tutto il territorio limitrofo e penso anche a tutta la regione, visto che sono un esempio di fortificazione, uno dei maggiori che c'è in regione. Quindi proprio per questo aspetto noi abbiamo voluto attivare questa pianificazione e da qui sono partiti tutta una serie di interventi che stiamo portando avanti da diversi anni. Penso che sia già 4 anni sicuramente che abbiamo attivato queste attività, sono consistite nel taglio della vegetazione che infestava tutta la zona delle mura e quindi anche abbiamo ripristinato quello che è il regolare deflusso della Roggia dei Mulini, dopodiché con un'importante attività di convenzione con la regione Friuli Venezia Giulia, che approfitto per ringraziare, è stato possibile intervenire sul bene culturale in senso stretto e quindi siamo intervenuti sulle mura andando a eliminare tutta quella che era la vegetazione che cresceva sul manufatto con degli interventi di taglio a raso, di devitalizzazioni delle radici. Questo per non andare a creare, estirpando diciamo, l'elemento vegetale, andare a creare dei dissesti sul corpo murario. Ovviamente l'attività di progetto è stata tutta curata da personale professionisti attenzionati su questa questione ed ha ottenuto tutti i pareri e le autorizzazioni da parte degli enti competenti e penso in particolare alla sovrintendenza dei beni culturali. Per cui ogni dettaglio è stato studiato perfettamente in modo tale da non creare nessun tipo di turbativa a quello che è l'elemento storico-culturale così importante. Ecco, all'interno della parte delle mura c'è un abitato, quindi è una struttura fortificata che però all'interno conta delle abitazioni. Sì, allora, le mura un tempo recintavano, nel 400, recintavano tutto l'abitato di Gradisca. Dopodiché negli anni sono state demolite e attualmente è possibile godere di circa 1,5 chilometri di mura in totale, no? E le mura sostanzialmente dividono l'abitato del centro storico di Gradisca da quella che è la zona golenale e del fiume Isonzo. E allora grazie al vice sindaco di Gradisca di Sonzo e qui dagli Argini di questo splendido luogo storico ti restituisco la linea. Ed è proprio in questa zona che è particolarmente amata per il cicloturismo, sono proprio gli argini che si trovano a ridosso delle mura storiche di Gradisca che andranno poi valorizzati per chi ama il turismo slow sulle 2 ruote e ora che ci avviciniamo all'estate saranno tanti i turisti che
appunto sceglieranno questi itinerari su cui punta l'amministrazione comunale di Gradisca di Sonzo. E rimaniamo sempre nella zona della ex provincia di Gorizia, in questi spazi ameni, perché questa mattina è stato inaugurato uno sportello importante proprio per chi sceglie queste zone, che siano i friulani oppure i turisti stranieri, per le loro vacanze, per un fine di settimana di relax, per insomma trascorrere alcune ore in piena armonia con l'ambiente. È stato infatti inaugurato il nuovo punto informazioni turistiche di Cormons questa mattina all'inaugurazione, alla presenza di diverse autorità, un punto importante, come dicevo, per chiedere informazioni e per avere maggiori delucidazioni su quelli che sono percorsi spesso non noti agli stessi friulani e anche giuliani, insomma gli isontini. Per noi sul posto c'era Alexis Sabot che ci racconta come è strutturato questo nuovo ufficio turistico. Sì, eccoci, buongiorno, ci troviamo proprio all'interno dell'Info Point di Cormons, che proprio è stato inaugurato pochi minuti fa con l'assessore al turismo del comune Borraccia, ed è una giornata importante per voi. Siete alla vigilia anche delle 2 giornate che vi vedono protagonisti al Giro d'Italia, ma questo è un bel biglietto da visita, non solo per Cormons ma per diversi territori limitrofi. Esattamente, oggi è un giorno importante perché dopo tanto tempo siamo riusciti ad inaugurare l'Infopoint regionale, un Infopoint molto importante per il territorio perché essendo comunque allocato a Cormons servirà anche da supporto per i 10 comuni del Patto del Collio, un progetto anche questo fortemente voluto e ottenuto dalla nostra cittadina in collaborazione con altri 10 comuni del territorio del Collio. È vero, siamo proprio alla vigilia del Giro d'Italia, del passaggio del Giro maschile e anche un po' per questo abbiamo spinto la possibilità di aprire l'Infopoint di oggi. Quindi è stata proprio voluta questa data proprio per andare incontro a quelle che saranno le esigenze dei turisti e delle persone che verranno qui domenica. L'assessore regionale al turismo Bini ha detto che i numeri sono importanti di questa estate che è alle porte. Anche per voi avete già un riscontro dal punto di vista turistico? Assolutamente sì, abbiamo già avuto parecchie richieste, il nostro territorio sappiamo che è un territorio che ha tutto, confermo le parole dell'assessore Bini che ha detto che siamo un territorio piccolo ma sicuramente abbiamo tutto quello che ci serve per essere competitivi e questo ne è un esempio, questo di oggi, questo Infopoint di oggi ne è un esempio perché proprio mancava qualcosa che facesse riferimento al tessuto turistico locale che sta aumentando sempre di più e sempre di più l'esigenza è quella di trovare dei territori piccoli e caratteristici, soprattutto post pandemia, è cambiata un po' l'esigenza del turismo. E con questo patto è evidenziata ancora di più la sinergia tra diversi territori. Assolutamente sì, i territori limitrofi alla fine hanno nomi diversi, i paesi hanno nomi diversi, ma possiamo dire che il territorio è uguale, viviamo dello stesso tipo di turismo, quindi no? Delle stesse caratteristiche territoriali che ci unificano. Chiaramente in primis per quanto riguarda il vino, però sempre di più stiamo portando avanti progetti su altre proposte gastronomiche. Io ringrazio l'assessore Martina Borraccia per questo collegamento in diretta da Cormons e allora buon Giro d'Italia. Grazie mille, grazie a voi e ci vediamo proprio per il Giro d'Italia questa domenica qui a Cormons. A voi la linea. Allora buon giro, sì, grazie ad Alexis Sabot con il supporto tecnico di Francesco Snidero. Siamo pronti per questa 3 giornate dedicate al Giro d'Italia ed è proprio dopo la pubblicità che vi riproporremo ormai la nostra striscia quotidiana di avvicinamento alla 3 giorni rosa in Friuli Venezia Giulia del Giro d'Italia con In Giro. Allora vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.